È successo che per tutti i movimenti che non sono parte della cleptocrazia che domina Italia e Veneto in particolare, tutto è più complicato. In particolare noi nella richiesta dei certificati abbiamo avuto dei grossi problemi, non sono state evase le nostre richieste e chiaramente un movimento come il nostro che si candida all'alternanza e da abbattere questo sistema, deve combattere con i soli soldi dei suoi militanti. Pensiamo che alcuni, Zaia o la Moretti, che possono utilizzare fino a 700.000 euro tra esperti, giuristi, pool ultra preparati, che fra l'altro utilizzano i soldi dei contribuenti. Forza Nuova si è vista negare la partecipazione perché è una forza antisistema. La falsità di dire che mancavano le firme non è vera. Il problema è stato che presentare, fare dei banchetti in tutto il territorio veneto, Venezia, Padova, quant'altro, è un problema perché la polizia si schiera davanti ai nostri banchetti e le firme sono sempre più difficili da ottenere e il clima è infame e poi appunto gli stessi uffici elettorali che tardavano a darci questi certificati. Sulle regionali abbiamo intenzione di non presentare ricorso perché non abbiamo tempo, non vogliamo continuare con questa manfrina vedendo anche le dichiarazioni e le posizioni degli uffici, ma combattiamo invece a Rovigo dove abbiamo il nostro candidato sindaco insieme a Fiamma Tricolore e a Venezia dove c'è il nostro segretario nazionale, anche lì siamo sub iudice ma lì per un formalismo inaccettabile dove anche altre forze politiche sono sub iudice. Noi siamo certi che il nostro segretario nazionale, la nostra bandiera possa assolutamente partecipare alle elezioni di Venezia. Siamo presenti in altri sindaci, in altre battaglie per sindaco, in altri piccoli e medi comuni di tutto il territorio. Certamente non aver partecipato alle elezioni regionali lascerà l'amaro in bocca a tutti quei veneti che ormai della Lega non si fidano più, della sinistra si rendono conto che ha portato l'Italia all'invasione e alla situazione criminosa e criminale e banditesca, quindi non averci sulla scheda è un dispiacere sicuramente per i veneti.